Perfetto, allora ben trovati. Ormai sapete che questo corso di formazione con varie serate dedicate agli amministratori ha toccato svariati ambiti del sociosanitario e del sociale. Questa sera entriamo in un tema cruciale per un amministratore: le strategie per il contrasto delle povertà. Ne parliamo con il dottor Tiziano Vecchiato, che è un'istituzione su questi ambiti, direttore della Fondazione Zancan. Come ha ricordato Margherita, la sua competenza è utilizzata, sfruttata, tra virgolette, anche in commissioni nazionali, quindi se mai ce ne fosse stato bisogno, veramente è una delle persone più autorevoli per riflettere su questo tema, e quindi lo ringraziamo molto di aver accettato il nostro invito e di essere qui questa sera. Secondo relatore Gabriele Petrolito, che fa parte del nostro gruppo strategico e assessore alle politiche sociali del comune di Mirano, è un medico anche, in pensione, ma adesso diciamo è dedicato a questo importante ruolo. E la terzo relatore, terza, Francesca Zottis, che è consigliere regionale del Veneto, membro della quinta commissione, nonché vicepresidente del Consiglio regionale. Francesca mi ha scritto un messaggio pochi minuti prima delle 8 dicendomi che erano ancora in Consiglio regionale, che si sarebbe comunque collegata col cellulare anche in fase di spostamento verso casa, però probabilmente, e mi sembra... Sono collegata, Ah, ci sei? Ti ho persa, sono Francesca. appena arrivata, Perfetto. finisco due cose e poi accendo anche il video. Ah, sei già a No, posto? sono Benissimo. collegata, Hai sì, sì, fatto i sì. miracoli spazio-temporali. Bene. Ah, grazie. A posto, grazie Francesca. Perfetto. E quindi, come abbiamo detto anche nelle altre serate, abbiamo tenuto sempre il collegamento in ogni serata con una delle nostre due consigliere regionali, o Francesca o Anna Maria, in quinta commissione, proprio per dare il collegamento territorio e consiglio regionale, e apriamo sempre con un esperto che inquadri la tema della serata. Quindi do subito la parola al dottor Vecchiato. Se vuole aggiungere qualcosa del suo ricco curriculum che ritiene importante, ma so anche che è una persona estremamente umile e quindi non ci tiene alle etichette, ma tiene alla sostanza. E quindi prego, dottor Vecchiato, a lei la Sì, parola. grazie, buonasera, grazie soprattutto a Margherita che mi ha invitato e a voi che avrete la pazienza di ascoltarmi. Allora, di cosa stiamo parlando? Di povertà o di lotta alla povertà? Perché se parliamo di povertà, allora è come se fossimo degli anatomopatologi che vedono l'andamento del problema, della malattia, la registrano di anno in anno e di anno in anno registrano che questo problema cresce. Cresce continuamente e senza scuse. E poi magari vedremo qualche dato. Quindi non è che è stata la crisi, è stata la pandemia. Certo, lì ci sono state delle accentuazioni, però il trend, l'andamento è quello. E se invece parliamo di lotta alla povertà, ecco, dovremmo parlare di risultati sociali e volendo anche dei risultati politici, perché ovviamente se ci sono dei buoni risultati dovrebbero essere riconducibili a delle scelte politiche lungimiranti, se invece è il contrario potrebbe essere che quelle scelte erano sbagliate. Ecco, e poi vedremo che cosa potrebbero fare i comuni. E qui anticipo una delle riflessioni conclusive. Se noi rileggiamo la storia della Regione Veneto degli ultimi 10, 20, 30 anni, ecco, la domanda è questa: voi riuscite a trovare un punto chiave
dove la regione si sia occupata di sociale? Pensateci. Cioè, certamente la regione è intervenuta sul sociosanitario, certamente ha fatto piani integrati, ma qualcosa che abbia a che fare con le scelte, con quello che fanno i comuni nei territori, eccetera. Poi vedremo cosa è la risposta esatta. Quindi partiamo. Il tema di stasera è lotta alla povertà. Quindi siamo dei vincenti o dei perdenti? I numeri dicono che siamo dei perdenti. E quindi se cresce la povertà e se cresce la spesa pubblica per contrastare la povertà, qui c'è una associazione pericolosa, perché la medicina aumenta la malattia invece che ridurla. Perché l'ipotesi è, se noi investiamo di più, destiniamo più risorse alla lotta alla povertà, allora viene naturale pensare che questo possa bastare per ridurre il fenomeno, quantomeno contenerlo, e dare la speranza a persone e famiglie di uscirne. Perché il secondo problema è questo: la povertà c'è dappertutto. Stiamo in Europa, non voglio allargarmi oltre l'Europa, però c'è un indice importante, la speranza di uscirne. Allora, l'indice italiano è, non lasciate ogni speranza, ma la speranza di uscirne è molto bassa. Mentre è più naturale in altri paesi, perdi il lavoro, è una malattia, è un trauma familiare di qualche genere che ti butta in una condizione di bisogno, però in altri paesi, ecco, è come quando uno ha una malattia che si può curare e uno ne esce e riparte. Poi magari vi porterò anche un esempio di una sperimentazione. Ecco, quindi questo è un po' il problema, ma partirei dai comuni, cioè quanto vale la spesa dei comuni nel Veneto, spesa per assistenza sociale. Allora, la spesa per assistenza sociale nel Veneto dei comuni è intorno ai 500 e rotti milioni, 510, 11, 12 milioni. La spesa pro capite sui 104 euro, è un po' più bassa, 10 euro più bassa della media italiana, perché qui le regioni a statuto speciale tirano su in qualche modo la media complessiva, e questo quindi è un indice un po' balordo, perché la media andrebbe fatta sulle regioni a statuto ordinario. E nel Veneto la spesa pro capite per il disagio economico è intorno ai 36-37 euro e quella per l'area povertà secca è intorno ai 7-8 euro. Quindi i comuni fanno uno sforzo notevole con questa spesa, che è, l'ho detto, nella media nazionale, quindi dovrebbero ottenere dei risultati, dovrebbero. Ovviamente non sono soli i comuni, perché alla spesa complessiva italiana dei comuni, che è intorno ai 7 miliardi e rotti, e poi si aggiunge tutta la spesa veicolata con tutti i trasferimenti assistenziali. E con questa spesa noi saliamo di tanto, perché nel 2018 siamo arrivati a 65 miliardi di spesa assistenziale. Notate, nel 2012 la spesa assistenziale valeva 51 miliardi. Quindi è successo qualcosa di strepitoso. In pochi anni c'è stata una crescita progressiva delle risorse destinate all'assistenza sociale, e una parte considerevole di queste risorse è destinata alla lotta contro la povertà. Ecco, non fermiamoci ai redditi,
perché c'è anche l'indennità di accompagnamento, ci sono tante cose che messe insieme dovrebbero mettere in sicurezza le persone, le famiglie che hanno un reddito insufficiente. Quindi va letta tutta la spesa, non soltanto quella che io vi ho descritto prima dei comuni e all'interno dei comuni della spesa per la povertà. E è un problema che abbiamo da sempre, è riuscire a capire quanto riceve chi chiede aiuto. Di risorse pubbliche, ovviamente, non voglio parlare di risorse private, la Caritas più altro, piuttosto che altri soggetti. E quindi un problema è quello di riuscire a leggere congiuntamente tutto quello che arriva ai richiedenti aiuto, perché non è la medicina che risolve il problema, ma è l'aiutare ad aiutarsi. Quindi se i richiedenti aiuto ricevono delle quantità di reddito significative e continuano ad essere poveri, c'è qualcosa che veramente non funziona, ma non solo in loro, anche in chi li aiuta. Va bene, qualche altro dato. Se facciamo un conto così a spannometria, 65 miliardi di euro vuol dire che la spesa per assistenza sociale è più di 1000 euro pro capite. Ed è una spesa non governata, erogata ma non governata. Perché il principale problema è questo, non è solo erogare, adesso andiamo nell'istruzione, erogare i libri, erogare tutorial, erogare, cioè lì c'è una condizione in cui l'insegnamento fruttifica, oppure in sanità non è erogare riabilitazione, erogare farmaci, eccetera. C'è un qualcosa che è la clinica, che è il curare e prendersi cura, che fa la differenza rispetto all'input. Ecco, nel sociale questa idea non esiste, o comunque esiste così poco che abita solo all'interno dei comuni, quando esiste. Perché i comuni arrivano sì e no al 5% della spesa assistenziale, o poco più, ecco, tutto il resto sono trasferimenti non governati. Allora, un partito che non mette a tema questo problema, che è storico, che è strutturale, cosa fa? È connivente? Gli va bene? Perché il problema è passare dall'idea di una spesa a costo secco, spesa a investimento, cioè quanto mi rende questa montagna di euro che abbiamo a disposizione. Va bene, questa è la prima considerazione che io pensavo di proporvi. E in specifico per i cosiddetti redditi, partiamo dal reddito minimo di inserimento, l'RMI del 99 e 2000, che è stato introdotto dopo la 328, e via via con una serie di altri interventi che sono stati fatti fino al 2015, quindi non tocco per ora gli ultimi interventi, cioè REI, il SIA, il reddito di cittadinanza. Ecco, tutti questi interventi sommano a quasi 20 miliardi in 15 anni. Anni in cui la linea di povertà era 3,6 nel 2005 e al 2018, non tocco gli ultimi 2 anni, era il 7%. Quindi, quello che dicevo prima, è aumentata la spesa ed è aumentata la sofferenza, la patologia. Nel 2020 siamo al 7,7, quindi certo la pandemia ha fatto, ma però ci sono stati anche gli interventi straordinari che in qualche modo hanno consentito di tamponare. Va bene, quindi una prima conclusione è questa. L'Italia
aiuta come gli altri, mediamente paesi europei, quelli più virtuosi, ma aiuta in modo totalmente sbilanciato, cioè in maniera irresponsabile. Ti do quello che ti spetta. 90% abbondante in trasferimenti e meno del 10% in servizi. E i servizi li mettono solo i comuni, con il servizio sociale e con altre strategie che riescono a mettere in campo. Altri paesi con gli stessi soldi, bilanciando trasferimenti e servizi, ottengono dei risultati molto più interessanti e i maggiori risultati li ottengono con le famiglie con figli piccoli. Interessante, no? Cioè, i bimbi piccoli, poveri, aiutati loro e i loro genitori con bilanciando trasferimenti e servizi, la loro speranza di avere un beneficio è del 75%. C'è un ritorno di quel. Scusami Tiziano, per chiudere rapidamente il ritorno ho chiuso il tuo di microfono. Ah, niente. Già che ti ho questo... interrotto, non stai Sì. mostrando slide, vero? Perché prima ho sentito No. dire che avevi slide, ma... No, non sto mostrando, sto dando i numeri. Sì, sì, no, perché prima ho sentito dire le slide, ma... boh. No. Boh, a posto. Ecco, quindi stavo dicendo, la lotta alla povertà la fai con i bambini, con gli adulti, con gli anziani. Ecco, un terreno particolarmente fertile dove funziona, nei paesi dove funziona, è proprio nella prima fase della vita, dove c'è il massimo da dare perché questi bambini esprimono capacità, potenzialità, eccetera. Bene, a questo punto, quindi una scelta obbligata, che però bisogna parlarne con Sandra Zampa, non con i comuni, è come iniziare un processo virtuoso di trasformazione graduale di una parte, anche non rilevante ma progressiva, di fondi assistenziali in servizi. Per esempio i 6 miliardi di assegni familiari annuali, se solo ne fosse presa una piccola porzione dove i genitori non rinunciano al diritto di avere gli assegni, ma accettano di mettere una quota di quello che ricevono o tutto, si tratta di deciderlo, in un fondo di investimento prima infanzia, loro potrebbero avere molto di più in servizi senza doverli pagare, visto che c'è questo fondo infanzia. Ma non vado nei dettagli, abbiamo fatto tutto uno studio di simulazione che creerebbe più di 40.000 posti di lavoro, una piccola porzione di questi 6 miliardi, soprattutto per donne, eccetera, eccetera. Vi lascio immaginare. Bene, a questo punto c'è un altro elemento utile che non so se nel gruppo di lavoro che costituendo emergerà. Le regioni che hanno più risorse, penso a quelle a statuto speciale, non è che danno gli 8 euro pro capite che danno i comuni del Veneto mediamente. Non è che danno i 104 euro complessivi pro capite. Danno il doppio o anche di più. Però voi andate in Sardegna, voi andate dove volete, nelle province autonome, in Friuli Venezia Giulia. I tassi di povertà non sono più bassi del Veneto, sono anche più alti. Quindi sono tanti pezzi di una, come dire, di una composizione che parla da sola, Ecco, non mancano le risorse. Cosa è successo negli ultimi anni? E qui chiudo questa prima quota di riflessione. C'è stato il REI, c'è stato il SIA, c'è stato il reddito di cittadinanza. Che differenza c'è tra queste misure?
La differenza è che i governi di centro-sinistra hanno comprato piccole quote di consenso. Poi c'è stato il governo a guida 5 Stelle che ha fatto un'OPA e ha comprato tutto il consenso. Sta diminuendo la povertà, qui lascio la parola, la domanda in sospeso. Certo che però c'è un effetto, perché uno dice, quando mi chiedono dei colleghi stranieri, ma perché in Italia fate così? È perché c'è questa ossessione di comprare il consenso. E in tanti modi, in buona fede, in cattiva fede. Allora, certamente c'è stata l'alleanza della povertà, bisognava dare qualcosa all'alleanza della povertà, ma stranamente anche l'alleanza della povertà chiedeva prestazioni e non soluzioni. Allora, se il meglio dell'Italia chiede prestazioni e non soluzioni, vuol dire che il livello, come dire, di riflessione politica, etica, strategica ha bisogno di integratori, non da poco, ha bisogno di cambi di paradigmi. Però la buona notizia è questa. Eh, dico 5 Stelle, diciamo il partito di questa legislatura il partito numero 1, ha comprato tanto consenso, ma l'ha già quasi perso. Cioè, quando tu lotti contro la povertà in questo modo, non è che gli utili che ottieni restano, sono facilmente reperibili, perché poi c'è la prossima promessa, poi c'è il prossimo acquisto di consenso. Va bene, scusate se l'ho tirata lunga, ma era per inquadrare il problema, perché quando se ne parla c'è bisogno, scusate se lo dico, di partire dalla grammatica, dalla sintassi e non correre subito alla soluzione. Vi faccio un esempio, Veneto. Ricordate la legge Veneta che ha dato quasi 2 milioni per il contrasto della povertà 6-7 anni fa? C'è stata una legge che ha detto: poveri del Veneto, uscite, vediamo quanti siete e potete ricevere un aiuto dalla regione con un fondo di quasi 1.900.000 euro per tutta la regione. Cosa è successo? Che le domande validate sono state 34.479, le domande ammesse 1.233 e le domande validate con ISEE nullo erano 3.448, quindi il triplo di quelle ammesse. Perché è successo questo? Perché i soldi non bastavano e quindi arrivavano fino a quel punto. L'importo totale era di 1.960.000 euro. Allora, la cosa interessante è per attuare questa norma sono stati i comuni a dover accogliere le domande, analizzarle, validarle, eccetera. Ecco, la domanda che ci siamo posti, al di là di questi numeri un po' sorprendenti, anche, come dire, veramente 34.500, 1.233 accolte, eccetera. Ma qual è stato il lavoro socialmente inutile degli operatori dei comuni per gestire tutte queste domande? Perché se dai risposta solo a 1.300, 1.200 persone, ecco, vuol dire che tu hai lavorato tanto per dare poco, pochissimo. Ecco, allora l'indice è questo. Ogni euro messo a disposizione dalla regione è costato 1,34 euro. Quindi i comuni hanno smaltito una grande quantità di domanda
per cosa? Per quasi nulla. Perché quel lavoro gli assistenti sociali potevano farlo per qualcosa di utile, non per controllare le carte, l'ammissibilità, eccetera. E qui quindi chiudo questa prima parte per andare a una serie di considerazioni e chiudere. È stato detto prima, cioè con l'esternalizzazione dei servizi che è in atto da almeno 20 anni, le competenze tecniche interne alle pubbliche amministrazioni, in questo caso parliamo dei comuni, si sono depauperate progressivamente, perché se tu gestisci l'esternalizzazione, gestisci una procedura amministrativa, non gestisci i servizi, la carne viva dei servizi, la metodologia per dare risposte appropriate, efficaci, eccetera. Quindi se tu ti indebolisci sei anche meno capace di spendere e pretendere. Non pretendere appropriatezza formale, ma pretendere esiti, risultati. Cioè io ti pago per le prestazioni o ti pago per i risultati? Perché la sentenza costituzionale recente c'è la coprogettazione, c'è la coprogrammazione. Benissimo, però in un seminario al giudice che l'ha scritta e che conoscete bene, ho detto, beh, lei sarà ricordato per questa sentenza e penso sarà contento, ma a me piacerebbe che lei fosse ricordato non solo per questa, ma anche per la prossima che farà. E lui mi ha guardato, era un seminario. Quale sentenza? Quella sulla co-risultazione. Perché è quello che interessa ai cittadini. Cioè abbiamo parlato di LEA, adesso il reddito di cittadinanza è un livello essenziale di assistenza sociale. Però cosa se ne facciamo di questi LEA? Cioè i LEA nel linguaggio e nei fondamenti costituzionali sono non LEA prestazioni, ma LEA soluzione, LEA aiuto efficace. Altrimenti non sono livelli di assistenza, sono, come dire, un prestazione-ufficio. E infatti solo nell'assistenza sociale c'è questa modalità. Nella scuola non è che noi diamo un libro, un quaderno, 25 ore di qualcosa, cioè noi diamo un setting in cui c'è trasformazione professionale. Nella lotta alla povertà, qual è il setting che genera trasformazione professionale e moltiplica il valore? In sanità è uguale, cioè non è che io ti do i materiali per farti l'operazione, i farmaci e qualcos'altro. Io, se riesco, se sono capace, ti do aiuto efficace. Quindi anche su questo il sociale al secolo scorso non è riuscito a far evolvere una cultura dove ci sono dei diritti esigibili, ma il diritto esigibile non è alla prestazione, è possibilmente alla soluzione. E perché sia un diritto alla soluzione, deve essere un diritto in cui l'utente, l'aiutato, rivendica anche il diritto di avere dei doveri, cioè di concorrere al risultato, quello che noi chiamiamo pratiche generative. Ecco, nelle sperimentazioni ormai sparse in tante realtà italiane, ecco, chi lotta alla povertà facendo leva sul diritto di avere dei doveri, ottiene risultati. Nel caso dei traumatizzati sociali, quelli che hanno avuto gravi traumi nella loro vita, hanno perso il lavoro, si è rotta la famiglia e altre cose, ecco, in un esperimento che è stato fatto, non vi dico dove, ma il 50% ha messo in campo azione di concorso al risultato. Quando dico concorso al risultato è proprio la persona che ti dice non puoi aiutarmi senza di me.
Purtroppo però una serie di realtà hanno pensato che quando abbiamo proposto pratiche di welfare generativo, in qualche modo noi abbiamo sdoganato l'idea che si possa ricattare il povero e il debole. Cioè, il concorso a risultato, non posso aiutarti senza di te, non è un baratto, non è una banca del tempo, non è un ricatto amministrativo, se vuoi. Io ti rispetto, se vuoi. La Costituzione dice ai primi articoli: ogni persona ha il diritto di contribuire al benessere personale e sociale. E quindi le amministrazioni che interpretano radicalmente le proposte che abbiamo fatto, questo se vuoi è proprio chiaro e limpido. Ovvio che puoi trovare un X% di persone che dicono no, a me piace la vecchia assistenza. Ok, prendila, però non sperare i risultati. Probabilmente o sei già cronico o diventerai un assistito cronico. Vuoi uscirne? Hai a cuore i tuoi figli? Hai a cuore il tuo futuro? Va bene, mettici quello che vuoi. E quello è già un input aggiuntivo che mi crea trasformazione di valore, perché se tu ricevi 500 euro e ci metti un X di impegno, quel valore lì io non lo contabilizzo a 500 euro, 500 più il valore del tuo apporto. Però qui ci vuole trasformazione professionale, ci vogliono operatori capaci di farlo, non di amministrare passivamente e in maniera apparentemente legittima le risorse. In Sardegna hanno recentemente fatto un'esperienza molto bella e riuscita con varie amministrazioni comunali, dove i volontari si sono messi in gioco, tante associazioni di volontariato, hanno affiancato le amministrazioni e hanno sottoscritto dei patti generativi per l'ambiente, dove gli aiutati non è che lavavano la macchina del comune. Adesso faccio un esempio che è successo in realtà, ma è abbastanza paradossale, quindi non è a corrispettivo diretto, ma gli aiutati hanno aiutato l'ambiente a rinascere, a rivivere, insieme con i volontari che hanno fatto in qualche modo da, come potremmo dire, nei vaccini hanno fatto il vettore che ha trasportato e facilitato la soluzione. Ma non voglio parlare adesso delle proposte della Fondazione Zancan, però certamente questo approccio è un approccio che consente il passaggio dalla logica del costo a quello dell'investimento e consente anche di contabilizzare il rendimento economico e sociale degli aiuti gestiti in questo modo. E in più consente anche un'altra cosa, di ribilanciare i rapporti di potere che a volte sono inquinati tra chi aiuta e chi è aiutato, perché c'è il potere di chi aiuta e la debolezza e la fragilità di chi aiuta. E quindi se io riesco a gestirlo come si deve, professionalmente, certo che posso ottenere delle cose molto interessanti e posso portarle a bilancio, perché quell'ambiente del mio comune è stato riqualificato, quelle relazioni in quel quartiere sono state rivitalizzate, eccetera. Cioè non è un corrispettivo per chi eroga, ma è un corrispettivo per la comunità. Ecco, questo è un punto, direi, importante. E per questo anni fa, già nel 2015 e poi successivamente, abbiamo pensato non solo di fare una proposta di legge nazionale, che poi è stata presentata anche e messa agli atti del Parlamento, ma poi la legislatura è finita, ma una legge regionale, la Regione Toscana l'ha adottata e approvata, il Veneto non lo ha fatto, però grazie a Claudio Sinigaglia nel piano sociosanitario c'è un paragrafo su questi potenziali
ma abbiamo anche fatto degli schemi di regolamenti comunali che quello che non è proibito si può fare, quindi i comuni che vogliono valorizzare, come dire, questo cambio di impostazione, quindi mettere a investimento le risorse che ci sono a disposizione, l'hanno fatto. Quindi, e adottando nei propri regolamenti comunali quest'idea di rendere generativo l'aiuto che aiuta, in qualche modo hanno anche protetto gli operatori, perché i cittadini che sono abituati a ricevere aiuti passivamente, cosa possono dire a un assistente sociale o a un amministrativo? Ma cosa hai preso un colpo di sole? Mi hai sempre dato quello che mi spettava e adesso mi chiedi anche di fare qualcosa che sia utile per me e magari per gli altri. Beh, scusa, è nel nuovo regolamento del comune. Quindi questo in qualche modo protegge anche e rende più facile un'azione professionale che altrimenti lascia soli e in prima linea i collaboratori dei comuni nel fare cose inconsuete. Ecco, se poi, come è successo in alcune realtà, tu provi a fare questo con i casi più difficili, perché noi abbiamo detto agli assistenti sociali, troppo comodo che vi scegliete i casi che volete voi, scegliete i peggiori, quelli che nella vostra documentazione sono quelli a cui voi non date speranza, se non di essere assistiti a vita. Provate. E dove hanno avuto il coraggio di provare, direi che i risultati sono stati sorprendenti in grandi città e in piccoli centri. Certo che cambiare l'approccio professionale è molto, molto difficile. Cioè, i risultati si sono visti non dopo un anno, dopo 2, ma non perché fosse un problema degli utenti, era un problema della relazione da costruire in un'ottica diversa e riconoscendo dignità ad ogni persona. Perché abbiamo sfidato gli operatori in questo modo e anche quelle amministrazioni? Perché se una soluzione funziona nei limiti esistenziali, cioè con le persone che più hanno problemi, allora vuol dire che il farmaco funziona, è stato provato ai limiti esistenziali, quindi può funzionare anche con persone che hanno meno problemi e hanno più capacità da spendere subito. Ecco, io concludo con una considerazione che è stata fatta su questo gruppo nazionale che deve fare il piano sociale nazionale, dentro collegarlo al piano non autosufficienza e i livelli essenziali di assistenza sociale. Ecco, io credo sia importante anche nei lavori che farete con Sandra Zampa di portare avanti l'idea che un LEA, un livello di assistenza, non è solo input, è un input economico che trasformato professionalmente diventa un output che vale di più dell'input. Se è così, allora conviene misurare anche l'efficacia, l'outcome, e se è così bisogna che anche i livelli dicano quali sono i requisiti di processo amministrativo e professionale necessari per garantire quei risultati. Adesso l'Umbria da 2 anni ci sta lavorando, non è l'unica regione, anche la Toscana ci ha lavorato, anche il Friuli Venezia Giulia, anche in Campania sono stati fatti dei lavori in questo senso, cioè trovare delle soluzioni di LEA processo che combinino bene la linea amministrativa con la linea clinico-professionale. Allora questo è proprio il terreno di cultura giusto per gestire poi il passaggio dall'input a un output che è ovviamente maggiore delle risorse conferite e che quindi genera anche un rendimento per le politiche sociali. Grazie della pazienza e se c'è qualche domanda dopo
si potrà riprendere. Grazie davvero, dottor Vecchiato, lineare, completo, una lucidità sconcertante. Grazie davvero veramente degli stimoli. Tra l'altro questa cosa del sociale, della misurazione degli esiti, non è nemmeno scontata nemmeno nella parte sanitaria. Ancora noi misuriamo molte prestazioni. Poi se queste prestazioni hanno generato la salute desiderata, boh, chi lo sa. E su questo, vabbè, insomma, sarà che insegno queste cose nell'ambito della sanità. Quindi mi ritrovo Quindi non è solo il sociale, non è solo. No, purtroppo è in cattivissima compagnia. E il fatto di dire dobbiamo, ma pensiamo anche solo agli obiettivi di budget degli ospedali, dei reparti, sono sulle prestazioni e i consumi. No? Pochissime volte ci sono indicatori di esito clinico. Quindi, insomma, è un problema un po' trasversale, però sicuramente diciamo la prospettiva del sociale è forse ancora più complessa poi per misurare gli esiti e quindi c'è bisogno ancora più di pensiero su questo e di cambiamento ma anche di mentalità. Quindi grazie davvero, ci saranno sicuramente numerose domande, le lasciamo al dibattito finale. Passerei la parola a Gabriele, prego. Sì. Grazie anche da parte mia, Tiziano, per la chiarezza e la capacità di sintetizzare una visione molto completa e molto complessa. Sì, adesso proverò a integrare la sua visione appunto completa, ma dall'alto, come si dice a volo di uccello, con la visione dal basso da chi si trova in trincea a gestire problemi. E nella breve chiacchierata introduttiva, cioè così preliminare, fatta con la Margherita Miotto, prima del collegamento ufficiale, lei aveva già individuato i due problemi che noi dalla periferia vediamo tutti i giorni, e cioè il problema di questi ultimi anni della non continuità dei finanziamenti, cioè progetti che di anno in anno sono venuti all'ultimo momento, con i servizi che non sapevano quando venivano e quando invece non venivano, la regione che ogni semestre, ogni trimestre ne buttava fuori di nuovi, e anche una certa farraginosità nelle procedure poi per partecipare a questi bandi, spesso non finanziati in maniera da poter, come Tiziano ha brillantemente riferito, in grado di finanziare tutte le domande che erano state accolte. E poi non solo, fondi di bandi dell'anno precedente elargiti l'anno successivo, ma soprattutto il problema della struttura dei servizi sociali, che è una struttura non datata, di più praticamente la stessa struttura, la stessa concezione di 20 anni fa, che non è stata mai cambiata e che si trovano a gestire problemi completamente diversi, situazioni completamente diverse. E a proposito proprio dell'ultima notazione fatta da Tiziano, cioè dell'importanza che davvero non ci sia il semplice assistenzialismo passivo che non è, noi lo definiamo adesso in alternativa invece a un patto generativo, cioè che comporti da parte del soggetto che partecipa al progetto una assunzione di doveri e non solo di diritti, e quindi un'assunzione di doveri che poi
porta veramente a un superamento della situazione di debolezza sociale, psicologica, lavorativa, economica e quant'altro. E quindi dicevo, per un servizio che è sottodotato, che non ha la struttura adatta, che ha personale che non è più formato a nuove situazioni, è molto più semplice gestire un rapporto in termini assistenziali che non invece in termini generativi. Poi dopo di me la Francesca con dovizie di informazioni potrà parlare per esempio del Fondo Nazionale per il contrasto alla povertà della Regione Veneto, che ha un finanziamento di circa 26-27 milioni di euro, se non vado errato, o del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali del 2021, poco meno di 10 milioni di euro, i finanziamenti europei e tutto quello che vogliamo. Però il problema appunto che è alla base di tutto è il problema del personale, non solo nella impossibilità di potenziare i servizi, quindi di fare nuove assunzioni, ma anche quello poi di formarli in maniera diversa, come ha sottolineato e ci ha evidenziato Tiziano. E allora che cos'è urgente? È urgente potenziare, chiamiamolo magari in altra maniera, invece che servizio sociale, il sistema di welfare locale deve essere messo in grado di poter registrare e interpretare molto velocemente i segnali di disagio e le situazioni a rischio, e non solo essere in condizioni di intervenire quando esplode il problema in emergenza. E poi deve essere in grado, e oggi non lo è in gran parte, di progettare e poi seguire percorsi di uscita dalla povertà o almeno di gestione delle situazioni croniche, e con quella appunto diversa mentalità, con quella diversa rapporto che noi abbiamo definito generativo con il soggetto, con la sua famiglia e quant'altro. Quindi, punto primo, occorre aumentare il numero degli operatori qualificati, quindi non solo assistenti sociali, anche psicologi, psicologhi, educatori, cioè proprio una ristrutturazione dei servizi sociali. E anche bisogna, e qui andiamo sul sociosanitario, potenziare i servizi ad alta integrazione sociosanitaria, a cominciare tanto per i consultori familiari, i consultori per i giovani, i servizi di neuropsichiatria infantile, che sono andati oramai veramente in malora. Non solo non sono stati potenziati, ma sono addirittura stati depotenziati, e questo indirettamente crea grossi problemi alle fasce di popolazione che sono in qualche modo in condizioni di povertà, non solo economica, ma tutte le altre diciamo, dimensioni della povertà. Incrementare i servizi di prossimità e anche potenziare la disponibilità di alloggi a canone concordato, calmierato, di essere in grado di poter dare risposte alle donne vittime di violenza, di tratta, oppure anche a disabili rimasti soli, perché ancora il dopo di noi insomma è avviato, ma onestamente ha ancora molto da poter essere sviluppato e molto per poter dare delle risposte reali. E poi anche le nuove famiglie, i giovani coppie che altrimenti si ritrovano a dover affrontare problemi che noi non siamo in grado di nessuna maniera o con poche maniere di poter affrontare e aiutare a risolvere. Quindi direi che oltre che aumentare il numero di personale, per poter ridisegnare dei servizi di welfare locale con una nuova mission, non si tratta di progettare una formazione del personale già in servizio, e a maggior ragione del personale nuovo da assumere, in maniera che sia adeguato a poter affrontare le nuove problematiche, anche nuove maniere di poter entrare in relazione con le persone che si trovano in condizioni di bisogno.
E poi ci vuole una forte presa di coscienza degli amministratori comunali di questa situazione, perché a volte o spesso, a seconda dei punti di vista, noi amministratori comunali, dal sindaco all'ultimo degli assessori, agli ultimi dei consiglieri comunali, siamo molto impegnati e molto attenti a tante situazioni e per quanto riguarda i servizi sociali un pochino lasciamo che gestiscano per come sanno, per come possono fare le cose le nostre assistenti sociali, il nostro personale, e quindi ci vuole una forte presa di coscienza. E dobbiamo capire che c'è una inadeguatezza organizzativa, una inadeguatezza economica, normativa, culturale e così via. E poi anche, qui credo che proprio dalle amministrazioni comunali può partire un forte impulso, per esempio a superare il meccanismo dell'ISEE, che è superato, è a volte iniquo, poi c'è il meccanismo delle esenzioni di dimensione che a volte ci sembrano veramente ridicole, e poi anche le procedure di presa in carico e le procedure per partecipare così a progetti sono ancora un pochettino eccessivamente burocratiche e non ci portano da nessuna parte. Quindi adesso io, più che diciamo arricchire questa bella introduzione di Tiziano, così ho un po' proprio fatto la parte del soldato in trincea che vede i problemi e vede magari vicino alla punta del proprio naso, cioè vede con grande preoccupazione il problema proprio del personale, della struttura del servizio. Perché poi i soldi ci sono, possono arrivare, ma se arrivassero con continuità, per cui ci fosse la certezza di che cosa si ha e di cosa non si ha all'inizio dell'anno, e se si avesse e se si avrà una struttura del servizio che sia in grado, non dico di gestire al 100% le nuove situazioni, ma comunque di essere in grado di gestirle intanto al 60-70% con modalità che siano adeguate appunto al coinvolgimento delle persone, al rapporto con le associazioni di volontariato, perché non è facile dire che bisogna avere una struttura trasversale, una rete, però ci vuole il personale che possa la rete coltivarla, seguirla, fare le verifiche, perché il volontariato non è tutto oro, c'è anche il volontariato che è platino e c'è il volontariato che invece ha bisogno di essere, diciamo, seguito, insomma, perché possa dare i risultati che noi ci aspettiamo che dia, e anche che la comunità locale ha piacere di avere. Ecco, io al momento mi fermo qui, poi naturalmente se ci sono delle domande che richiedono degli approfondimenti e delle precisazioni più accurate, lo farò. Voglio qui fare una domanda preventiva alla Francesca: a che punto è la normativa regionale per l'ambito? Perché in Veneto, cioè, non so se l'ambito è, diciamo, la struttura che mette insieme tanti comuni nella gestione di fondi, di progetti, e per quanto riguarda la lotta alla povertà è una struttura importantissima, e noi ancora stiamo aspettando dalla regione, come per le IPAB, una norma che dica cosa e come, e che dia la possibilità agli ambiti che già di fatto esistono ma non di diritto, di poter appieno entrare in attività e contribuire con maggiore efficacia ad avviare un cambiamento della politica per affrontare il problema della povertà. Grazie. Grazie a te, Gabriele, di questo completamento del quadro. Poi sono sicuro che ci saranno domande per entrare magari nello specifico di alcune soluzioni che avete adottato, sperimentazioni, diciamo, del welfare generativo nel concreto, e darei la parola a
così siamo abbondantemente nei tempi per avere un dibattito ricco, sono sicuro che lo sarà. Francesca, prego. Grazie, vedo se riesco a fare una condivisione schermo. Vediamo se... Tanto ti ripresento, Francesca Zottis, consigliere regionale, membro della 5ª commissione e vicepresidente del Consiglio regionale Veneto. Allora, condivisione schermo. Eccoci qua. Condividi. Adesso vado in sotto. Ok, aspetti che torno all'inizio delle slide. Ok, allora intanto inizio con una risposta a Gabriele, una considerazione. La prima considerazione è, intanto ringrazio il dottor Vecchiato perché mi dà l'occasione insomma di poter esprimere un concetto che da tempo provo a esprimere anche nei dibattiti, ma che secondo me è proprio culturalmente molto lontano ancora, purtroppo, anche se se ne parla da 20 anni, dall'approccio politico. Lui ha ragione quando dice spesso noi usiamo l'erogazione delle risorse per il consenso senza pensare a quella che è una mappa di servizi che potremo erogare per riuscire a rendere più, diciamo, stabile la vita dei nostri cittadini. E che è quello del concetto, spesso l'ho detto anche la scorsa volta, della presa in carico dell'autonomia delle persone. Allora, il problema per quanto mi riguarda è proprio nella definizione di come arrivare ai servizi. In questo modo noi non abbiamo ancora una logica di, perdonatemi in termine aziendale, ma di budgetizzazione unita di indicatori e obiettivi che vengono monitorati. E questo è un problema, lo è anche nei servizi al lavoro, perché i servizi al lavoro dovrebbero essere erogati sulla base di un progetto fatto sulla persona, sulla base dell'analisi delle competenze, delle potenzialità. Questo è un metodo definito sulla carta, ma non ancora utilizzato poi nella gestione e nella revisione dei servizi a partire dai servizi per il lavoro. E questa è una prima considerazione che si unisce poi a una serie di dati che adesso vi illustrerò. Per quella domanda che diceva, che mi chiedeva prima Gabriele, esattamente la domanda che ho fatto all'assessore 2 settimane fa quando ci è venuto a presentare il piano regionale per il contrasto alla povertà, e mi ha risposto che stanno rivedendo sulla base di alcune, diciamo, indicazioni nazionali, quindi per settembre indicativamente dovrebbe esserci questo tipo di indicazione, probabilmente anche forse una revisione degli ambiti, nel senso che da più amministrazioni è venuta anche la richiesta di rivedere gli stessi ambiti. Io gli ho chiesto sulla base di quali indicatori, però questa risposta non è ancora stata data. Valuteremo se presentare un'interrogazione o se aspettare comunque la fine dell'estate per ritornare sul tema, se non vengono date le risposte che ci sono state promesse. Adesso entro un attimo con alcuni dati e poi anche con alcune, diciamo, progettualità esistenti e alcune considerazioni. Allora, non sto qui a leggere, è chiaro che abbiamo delle definizioni noi per quanto riguarda anche il livello di rischio di povertà. Su questo, quello che prima anche in qualche modo ha introdotto il dottor Vecchiato, noi il dato che lui dava è definito dal fatto che la povertà assoluta è assolutamente aumentata, ma è aumentata gradualmente. È evidente che il Covid ha peggiorato la situazione, ma il Covid ha fatto esplodere le contraddizioni precedenti. Non ha peggiorato una situazione che purtroppo è strutturale e insita sulla modalità di erogazione dei servizi. C'era un bel articolo oggi proprio sui dati della disoccupazione e sulla gravità della 2 giorni fa della povertà assoluta sui dati Istat, che diceva proprio quanto purtroppo le erogazioni, diciamo, di denaro che lo Stato e le regioni anche stanno facendo hanno reso quasi più dipendente la persona dallo stesso Stato, ma non indipendente dalla propria vita. E questo è un dato che dovrebbe metterci in forte crisi sull'indirizzo politico che noi stiamo dando. Ha ragione Margherita Nizza, e anche su quello che noi intendiamo sia per l'EAP che per l'EP, perché poi anch'io quando ho letto oggi ho detto, beh, sarebbe bello, ma non ho ancora contezza di questa cosa qui. E questo è un problema vero, perché è una contraddizione poi anche nel modo in cui noi andiamo a monitorare. Si dice la Regione Veneto è un'eccellenza rispetto a tutto, ma è la modalità di monitoraggio alla fine che in qualche modo droga il sistema assoluto, che non va a guardare il risultato finale della salute e del benessere e dell'autonomia della persona. E questo è, ripeto, un elemento su cui politicamente noi dovremmo entrare molto di più,
e anche forzare molto di più poi non solo l'analisi ma anche le considerazioni. Quelli che ci sono in questo momento, lo vedremo anche dopo, è un peggioramento sia nell'autonomia di vita, sia per quanto riguarda l'accesso allo studio e ai servizi dai bambini ai ragazzi, sia nella diminuzione dell'accesso alle cure. In qualche modo le persone, lo vedremo dopo in alcuni dati, si recano molto di più a prendere medicine magari da banco, però non vanno a curarsi, non vanno a recarsi presso i servizi per quanto riguarda tutta la parte della prevenzione, tutta la parte anche di assistenza. Consideriamo quelli che sono stati anche i tagli anche nella Regione Veneto per quanto riguarda tutta la parte della prevenzione, ma dell'assistenza stessa. Io penso alla parte consultoria, quella che è la legge per la famiglia, che in qualche modo va, qui ho visto Elisa La Paglia che ha studiato molto bene la questione, che va in qualche modo a glissare su tutto quello che è la rete dei servizi e i consultori stessi. E questo è un primo problema su cui tornerò dopo. Per quanto riguarda tutto quello che riguarda la regione in termini anche normativi, che dovrebbe andare incontro a quella che è l'erogazione dei servizi per quanto riguarda la povertà e l'inclusione sociale, noi abbiamo il piano sociosanitario del 2018, il piano regionale del contrasto alla povertà, il GR del 2018, il piano regionale della non autosufficienza, e poi il tutto dovrebbe ricollegarsi anche ai piani di zona. Piani di zona che hanno avuto, per quanto riguarda un piano per la povertà, un piano di zona straordinario 2021 con delle linee di indirizzo che dovrebbero essere assorbite da parte dei comuni. Però qui il tema è come i comuni poi in qualche modo si mettono in relazione rispetto anche a quelle che sono delle linee di indirizzo generali generiche che in qualche modo parlano anche dell'autonomia, del rafforzamento dei servizi territoriali, ma che non entrando poi nella definizione puntuale delle progettualità lasciano un campo molto vasto. Poi su questo torno in termini proprio di progettualità che la Regione Veneto ha messo in campo, su quelle che secondo me sono i pro e i contro comunque delle stesse progettualità. Su questo noi vediamo quello, adesso non ritorno, che comunque è già stato detto, in qualche modo la povertà assoluta, lo dicevo all'inizio, è aumentata. Comunque anche precedentemente non è che i dati fossero dei dati in diminuzione, erano dei dati in escalation. È chiaro che nel momento in cui arriva un colpo come quello della pandemia, i dati in qualche modo hanno un aumento forse gradualmente un pochino più elevato rispetto a quello che è l'aumento precedente. Questo in qualche modo c'è un dato che ha visto comunque durante l'anno 2020 un peggioramento ulteriore e un azzeramento anche di quelli che erano magari dei piccoli miglioramenti esistenti, e quello che mi interessava però era dei dati effettivi, dati secchi. Il Veneto in questo momento qui come grave deprivazione abitativa noi abbiamo il 3,10%, come che vivono in persone in abitazioni con problemi strutturali sono il 15,10%, a livello italiano nel primo dato è il 5,20 e nel secondo dato è il 14, quindi noi abbiamo un dato un po' più leggermente più alto, ma sono minimali comunque le differenze del fatto della vita in abitazioni, e le politiche per la casa sono un problema. Poi torno a quelle che sono le progettualità sperimentali che non sono sufficienti, e quello invece che è un dato europeo che vediamo si assesta un po' più basso di quello italiano e leggermente più alto rispetto a quello veneto per quanto riguarda la grave deprivazione abitativa. Invece per quanto riguarda il secondo indice è un 13,10, quindi leggermente più basso rispetto al Veneto e leggermente più basso rispetto a quello dell'Italia. Dopodiché le famiglie dove il costo dell'abitazione supera il 40% del reddito familiare sono il 3,70% e l'8,70% in Italia e il 10,10% in Europa. Sono in arretrato con bollette, affitto, mutuo e altro tipo il 2,10%, il 5,9% in Italia e l'8,3% all'interno della UE. Non possono permettersi di scaldare adeguatamente l'abitazione, il 3,5% in Veneto, l'11,10% e il 7% all'interno della UE. Dopodiché altri, questi sono dei dati generali che ci sono. Ritorno dopo sulla slide dei progetti. L'aspetto su cui io però volevo soffermarmi di più era proprio perché la deprivazione che tu hai nell'inizio della tua vita è chiaro che ti condiziona poi in qualche modo anche quella che è la tua vita successiva e quindi il tuo percorso di vita e la tua autonomia successiva. E il dato che a me ha allarmato in particolar modo sono i cosiddetti ragazzi che in qualche modo
non ritornano e non vogliono avere, non hanno accesso a quelle che sono le risorse dell'istruzione, hanno il NIT, femmine 17%, maschi 12%, un dato che è aumentato negli ultimi anni e che fa il pari anche con un altro dato che è quello dell'abbandono scolastico precoce, che è comunque stato in aumento sia per quanto riguarda gli italiani, sia per quanto riguarda gli stranieri nel corso dell'anno, e gli stranieri hanno, dopo ci ritorno sugli stranieri, chiaramente un risultato maggiore. Qui i dati che voi vedete su questo grafico, ripeto, dovrebbero allarmare perché sono dati che ci indicano come non ci sia un allineamento rispetto a quelle che erano le indicazioni UE sulla questione della sostenibilità e quindi dei processi di sostenibilità a cui mira la UE nel 2030, proprio in quella che è l'autonomia scolastica e l'accesso scolastico. Unito a questo, noi abbiamo un dato per quanto riguarda anche l'accesso ai servizi banalmente, per esempio, che noi abbiamo di asilo nido, che è più basso rispetto agli indicatori europei. Noi abbiamo un accesso del 27,4% e invece l'indicatore sarebbe del 33%. Questi dati, ripeto, ci devono preoccupare perché ci fanno vedere come noi in questo momento non siamo riusciti, nonostante ci dicano che Veneto lavora un'eccellenza, nonostante ci dicono che noi abbiamo un sistema formativo molto più radicato rispetto ad altre regioni, a strutturare un sistema di inserimento lavorativo e di percorso di vita all'inserimento lavorativo che permetta un'affezione della persona al sistema scolastico e in qualche modo un completamento e una libertà di scelta a quelle che sono le proprie capacità e le proprie potenzialità. Ci sono percorsi assolutamente messi in atto in modo pregiudiziale che ancora sono troppo, diciamo, influenzati non tanto da un'analisi delle competenze e delle capacità della persona, quanto da quello che è l'appartenenza delle classi sociali o dei percorsi di vita che iniziano da quando tu sei nato. Per quello io insisto e ritorno a quello che ho detto l'altra volta, che dobbiamo cercare di capire come, quando nasce una persona, noi riusciamo a prenderla in carico e a definire quelli che sono dei percorsi di vita sulla base delle capacità di queste persone, delle potenzialità di queste persone. Questo in altri paesi viene fatto giocando proprio sul livello di servizio. Noi ancora in qualche modo preferiamo un'assistenza che poi rende, ripeto, dipendenti dalla politica probabilmente le persone, perché poi ci deve essere anche una lettura di quello che è in qualche modo una matrice culturale che ci porta a non investire nella logica di cui parlavamo prima, ma in un'altra logica. Cosa fa il Veneto? Quali sono le azioni che il Veneto ha messo in atto fino ad oggi, diciamo che sta mettendo in atto e che sono all'interno del piano della povertà? Uno è il reddito di inclusione attiva, l'altro era la distribuzione delle eccellenze alimentari e poli della solidarietà, che sono, diciamo, presenti in molti comuni italiani di media e grande dimensione, che vanno nella direzione di assistere da un punto di vista alimentare, ma anche da un punto di vista di stili di vita le persone che si trovano in fase di indigenza. Qui è una misura che spesso ci viene, diciamo, venduta, su un termine un po', diciamo, banale, brutto, ma come una misura di grande forza della rete dei servizi del Veneto, però anche qui non ci sono, io l'ho chiesto in fase di audizione dell'assessore, di avere degli indicatori che mi dicano quanto queste persone che nell'anno 2019 hanno fatto uso di questo tipo di servizi, poi a cosa è servito questo servizio al di là di dargli un'assistenza giusta e primaria nella fase di indigenza. Perché se deve servire anche non solo al fatto di assistere la persona per quanto riguarda l'aspetto alimentare, ma anche nello stile di vita, è evidente che devo monitorare quali sono i risultati dello stile di vita. Poi ci sono altri progetti che sono presenti all'interno, diciamo, della regione, un altro progetto è il progetto Stacco, che è iniziato nell'agosto 2020, che sono praticamente una rete di servizi di trasporto che la regione dà in modo gratuito attraverso le associazioni per quanto riguarda le persone in condizioni di fragilità sociale, economica, fisica e psichica. E quindi ci sono, diciamo, comuni che hanno aderito, che in qualche modo hanno costruito una rete di volontariato per quanto riguarda proprio i servizi di trasporto. Questo è un altro tema, perché se uno guarda un'analisi che ha fatto per esempio anche, ma non solo però per le famiglie, per le persone fragili in senso fisico, in generale, Openopolis,
sulle mappe della povertà educativa nel Veneto si vede come il problema del trasporto è comunque anche quello un problema che in qualche modo appesantisce le famiglie. Quindi questo secondo me può essere anche un tipo di progettualità che ha dei limiti per come viene, perché è sempre una progettualità in qualche modo insomma isolata, su questo punto tornerò dopo, e perché va benissimo il servizio del volontariato, ma il servizio del volontariato non può in qualche modo sostituire quello che dovrebbe essere un servizio in qualche modo continuativo, e perché non si incanala in quello che è una revisione del sistema trasportistico e anche di programmazione con le aziende di trasporto, che potrebbe essere, certamente sono anche disponibili, ma che non ci siamo mai messi comunque a definire all'interno della regione, se non qualche esempio sporadico in qualche paese fatto da qualche comune. Dopodiché c'è il progetto Nave, che invece è un progetto che riguarda quelle che sono le problematiche per quanto riguarda la tratta, quindi un network di servizi antitratta all'interno della Regione Veneto. Dopo abbiamo il progetto, comunque vado veloce perché non voglio annoiarvi, comunque il progetto diciamo DOM per quanto riguarda sempre il sostegno alla povertà, per quanto riguarda anche quelli che sono il contrasto alle persone senza fissa dimora. Ecco, su questo progetto qui l'interesse è quello di costruire, è un progetto che va nella direzione di aiutare i senza tetto ad avere una dimora per un anno che sia una dimora fissa e quindi non una propria dimora. Quindi io ti prendo in carico, ti do un tuo appartamento, ti seguo da un punto di vista di servizi, ok, anche sanitari, oltre che lavorativi, hai un anno per in qualche modo renderti autonomo. Nei paesi europei dove questi progetti sono partiti anni prima rispetto al nostro, ci sono stati dei risultati positivi proprio nel fatto di far diventare autonoma la persona e in qualche modo dargli quella dignità che il senza tetto, diciamo, al di là poi cioè si dovrebbe aprire un altro parentesi su come mettiamo senza tetto, ma comunque che i senza tetto hanno, e sono dei progetti finanziati comunque dai progetti europei. Ci sono altre misure finanziate dai progetti europei che sono quelle che vi dicevo prima, anche che fanno riferimento al cuore all'FSE, che incrociano poi quello che è il fenomeno della disabilità e dell'inserimento lavorativo. Anche su questo però manca completamente una banca dati, io questo l'avevo anche richiesto, che ci faccia capire esattamente quali sono, diciamo, i reali risultati, di che livello per disabilità stiamo parlando, di che tipologia di disabilità stiamo parlando, e quali sono gli ambiti anche aziendali su cui ci sono stati dei risultati positivi e dei risultati negativi. Una cosiddetta anche dati di buone prassi, non è che stiamo... Ma questo aspetto, come carico istituto esistono, io penso anche alle varie progettualità che posso andare a vedere anche dalla Fondazione Zancan, ma non esiste ancora una reale banca dati presa in carico dall'istituzione stessa, che faccia anche rete con i comuni, perché in qualche modo manca, anche a parere mio, c'è una dispersione anche di risorse, perché alle volte rispetto a quello che scriviamo nei documenti, negli indirizzi regionali, ci sono molte progettualità fatte dai comuni in modo assolutamente autonomo e legittimo, che però sfuggono in qualche modo da quello che potrebbe essere invece una messa in rete dei servizi che la regione dovrebbe dare o che dà, e che potrebbero intersecarsi con queste progettualità. Penso a tutto quello che è proprio il welfare attivo, il welfare di comunità, alcune progettualità che stanno mettendo in campo su quanto riguarda il welfare aziendale per i sindacati, penso alle banche dati della CISL, quindi questo tipo di attività. Vado avanti, lo avevo già detto. Quello che vi dicevo prima è emerso con i dati Istat, purtroppo due grandi temi. Uno è il crollo delle posizioni di lavoro dipendente, soprattutto in alcuni ambiti che sono ambiti stagionali, e l'altro è una scarsa capacità anche da parte della regione di tutto il nord-est di lavorare su quello che è il tema reale dell'inclusione sociale, dove la povertà delle famiglie straniere è maggiore ancora rispetto a quelle italiane. E questi sono i famosi ambiti che dovrebbero in qualche modo governare, che sono i progetti di processo di quanto riguarda il piano della povertà. Non ve li sto a leggere tutti, sono 22 ambiti, è quello a cui faceva riferimento prima anche Gabriele. E quelle che sono le risorse sono risorse del Fondo Nazionale per quanto riguarda la povertà
e poi il Fondo Nazionale Politiche Sociali del risasso 2021 che corrispondono a 9.400.000 euro, e poi ci sono i famosi finanziamenti europei. Anche su questo, a parere mio, manca una cabina di regia perché anche io prima vi ho letto l'elenco delle progettualità. Questo elenco di progettualità in un processo di una catena aziendale dovrebbero finire dentro a un macro ambito in cui tu hai i risultati di inclusione e di autonomia della persona. Noi invece abbiamo ancora degli indicatori estremamente spezzettati, molto interessanti magari, ma estremamente spezzettati. Quello che, diciamo, secondo me, comunque, quello, diciamo, su cui stiamo lavorando è l'analisi e la partenza chiaramente dell'ambito, ma la revisione anche degli ambiti stessi, perché ci sono alcuni ambiti che hanno avuto forti difficoltà anche a gestire le progettualità esistenti, perché alcuni troppo piccoli ed altri troppo ampi, e quindi un carico anche del comune che in qualche modo doveva dirigere e relazionarsi con gli altri comuni eccessivo, un coordinamento degli investimenti per quanto riguarda proprio le cure, e quindi è quello che ci dicevamo prima, un aumento dei servizi, il ritorno sul fenomeno dei consultori. Non possiamo pensare che le associazioni di volontariato o che le progettualità dei comuni vadano a sostituire quello che è un servizio come quello del consultorio per quanto riguarda alcune problematiche, penso le problematiche anche stesse che riguardano le donne. L'abitare sociale e l'inclusione sociale è una banca dati di progetti, perché 2 volte fa abbiamo parlato del centri servizi per anziani. Perdonatemi se non parlo di quasi riposo, ma è un termine che mi sta un po' sullo stomaco perché delinea di come noi siamo rimasti culturalmente un po' in regresso. Il recovery finanzierà una serie di progettualità per quanto riguarda anche l'abitare, sia l'aspetto della povertà, sia l'aspetto dell'inclusione, sia l'aspetto dei centri servizi per anziani. Però anche qui noi continuiamo a non avere una reale progettualità su quello che è il social housing o il co-housing a livello regionale, quindi un vero indirizzo che vada a rendere stabili dei sostegni a quelle che sono delle progettualità che poi vanno a governare i servizi, a governare l'erogazione del servizio. E quindi quello che vi dicevo all'inizio, un percorso di reale presa in carico della persona da parte dei servizi territoriali e l'accessibilità agli stessi servizi, che dal Covid ci dimostra, lo dicono anche i dati veneti, è comunque, se c'è una difficoltà a cui sono trovati di fronte ai cittadini, è stato proprio quello dell'accessibilità al servizio stesso. È un discorso di risorse sicuramente, è un di riallineamento di LEA e LEP, è anche però secondo me un discorso di riorganizzazione stessa dei servizi, è un discorso anche di competenze, nel senso che ci sono una serie di percorsi formativi che non sono stati attuati, ne parlavo anche con l'ex presidente degli infermieri del Veneto, diceva sarebbe indispensabile che si riprendessero tutti quelli che sono i percorsi formativi proprio di presa in carico delle persone sulla base di quelli che sono neanche dei nuovi fabbisogni, dei vecchi fabbisogni a cui non abbiamo mai dato risposte. E quindi è un discorso anche, qua guardo Claudio perché lui lo sa molto bene per quanto riguarda l'aspetto sanitario, è anche un discorso di programmazione comunque formativa da parte della regione stessa e di revisione di quelle che sono le professionalità che dovrebbero seguire questo tipo di criticità, a partire dai servizi sociali dei comuni, che non è un discorso di numeri, di personale, ma è un discorso anche di competenze da parte del personale, che non sono adeguate, secondo me, ancora, non per cattiva volontà della persona, ma proprio per mancanza di progettualità da parte dell'istituzione stessa. Tanto mi zittisco e poi sono qua a disposizione. E tolgo via. Grazie anche a te, Francesca. Direi che hai completato il quadro, hai dato la prospettiva anche del lavoro a livello regionale. Io credo che di carne al fuoco ne abbiate messa veramente tanta, quindi aprirei immediatamente il dibattito. Credo che gli interventi saranno più di uno, quindi chiedo a chi interviene di fare domande il più dirette possibile, quindi lasciando poi lo spazio ad altri per fare domande e poi alle risposte, ovviamente.
Prego, chi vuole cominciare? Chi rompe il ghiaccio? Elisa, prego. Buonasera a tutti. È la prima volta che riesco a partecipare a uno di questi incontri, quindi veramente adesso che sono registrati recupererò tutti i precedenti. Io sono consigliera comunale a Verona e devo dire che i nostri servizi sociali non spendono molto, ma mi pare spendano anche, come dire, riescano a dare abbastanza continuità ai vari progetti che si mettono in campo, anche soprattutto sull'interruzione, per esempio, faccio un esempio pratico, sull'interruzione che è quella dinamica spesso che c'è su queste tematiche per cui si passa di genitori in figli la dipendenza dal sostegno assistenziale. Su questo si è fatto molto, ma insomma sono veramente un'infinità i progetti attivi. Io proverei ad accendere anche la telecamera, non so se c'è abbastanza luce, ok. Una cosa che ho trovato particolarmente interessante e che condivido è il collegare la povertà con il tema educativo e con la prevenzione. Io penso che nel Veneto abbiamo i due talloni d'Achille sono l'ambiente e il welfare per come è impostato. Devo dire che uno studio che ho appena fatto sulla segregazione scolastica porta a confermare, ribadire, magari vedendoli anche da un altro punto di vista, i dati che prima diceva Francesca sugli italiani stranieri. Praticamente c'è quello che si sta venendo a creare sempre di più è una selezione della scuola in base alla provenienza dei genitori e alle difficoltà linguistiche, e questo, come dire, genera davvero già dai primi anni dell'infanzia un deficit poi scolastico che si ripercuote poi per tutta la vita, le scelte di vita e le scelte lavorative. Per compensare questo, devo dire che sono riuscita a far passare dei progetti, ovviamente sono a Verona, quindi sono in minoranza, sulla povertà educativa e sull'affido culturale. Sono cose che sono state fatte, l'affido culturale, con fondi della povertà educativa nazionali in altri comuni, e sto cercando di portarlo anche qui a Verona. Io penso che il Partito Democratico debba concentrarsi moltissimo su questo. Se noi potessimo avere il dato di quanto è cresciuta la povertà per il fatto che non c'è il tempo pieno alle elementari, se si potesse misurare questo dato, questa correlazione, perché le differenze tra famiglie sempre di più sono fatte su questo tipo di cose, su che offerta educativa si riesce a dare ai propri figli. E se su questo tema ci sono altri comuni che hanno fatto iniziative, come dire, prendo appunti perché è un'emergenza. E guardate, ci sono zone della città, una presenza di italiani di seconda generazione che arriverà nei prossimi 3 anni al 44%, considerati i bambini sotto i 6 anni. E quindi se questa segregazione scolastica attualmente in corso, che porta a dividersi tra scuole comunali, statali e FISM anche in base ai costi della scuola stessa, noi avremo veramente scuole di italiani e scuole di stranieri con livelli scolastici anche completamente diversi. Cioè è come dire, se non interveniamo molto rapidamente, sappiamo già come le nostre città evolveranno e come il sistema educativo evolverà. Un'altra cosa su cui, non so, devo dire che non l'ho fatto ancora il mio comune, ma mi avete sollecitato con gli interventi di oggi a capire quanta spesa c'è sul sostegno, ad esempio, alla casa, perché è sicuramente incrementato col Covid, ma è una costante che non ci siano investimenti su nuove abitazioni, e c'è ancora una fascia molto importante di famiglie che hanno ricevuto la casa nei decenni pregressi, ma che per il contratto che c'era allora di fatto è una casa per sempre, che ha molto disincentivato l'autonomia appunto delle famiglie e dei singoli componenti. L'autonomia e poi quindi l'uscita da una casa
comunale oppure dell'Ater. E quindi su questo effettivamente, su quanto poco stiamo investendo e quanto invece è aumentato il fabbisogno, e certo non si è visto nell'emergenza sociale perché è stato compensato con fondi statali, però effettivamente è uno dei, insomma, devo vederlo in primis nel mio comune e poi forse posso fare anche confronti. Sul tema della prevenzione, e confermo appunto la questione che non ci si va proprio più a curare, una delle cose che più ha disincentivato la collaborazione con la parte di neuropsichiatria infantile e tutta la parte delle dipendenze, invece, perché se non si fa prevenzione, se non si fa prevenzione già sulla primissima infanzia, poi le conseguenze possono essere anche molto pesanti. Paradossalmente è stato anche semplicemente metterli in edifici diversi, al di là della cattiva gestione che c'è stata per dei personaggi poco professionali. In realtà, anche semplicemente per come si è strutturata la sanità sul territorio, ha, come dire, fatto venir meno anche delle buone pratiche che erano in vigore, che permettevano le diagnosi precoci su tutto quello che è la tematica della neuropsichiatria infantile. Quindi a volte, appunto, confermo il fatto che non sia un tema di fondi e di risorse, di personale sì e di mancanza di personale sì, ma non di fondi, delle pessime pratiche che hanno portato ad allungare fino a 2 anni i tempi per una diagnosi. Quindi anche su questo, se invece sono state fatte altre buone pratiche, ribadisco che c'è da prendere appunti, perché uno degli altri progetti che abbiamo fatto partire a Verona e che era presente su alcuni comuni più piccoli dell'Ovest veronese è il progetto Benessere nelle scuole, che anche questo permetteva di attenzionare i casi di fragilità e quindi di porvi rimedio con un'equipe di psicologi ed educatori e assistenti sociali, e quindi prendere in carico o il singolo caso del ragazzo o dell'intera famiglia in tempi decisamente più utili prima dell'emergenza. Questo progetto ora viene fatto con fondi statali, anche qui, perché anche col Covid si sono attivate delle risorse all'interno delle scuole, per cui questo personale può essere assunto direttamente dalla scuola, resta la necessità di farlo lavorare in equipe come originariamente era nata nell'idea di Giavoni e del team di quell'ASL. Quindi anche qui nuove risorse innescano del personale molto utile a fare un servizio che è stato riconosciuto come utile, però si perde poi la continuità. Un'ultima cosa sulla sempre stranieri e... Sì, se puoi essere sintetica, Elisa. Scusa, Stai dicendo cose interessanti, ma è bene che tutti possano intervenire. Ho finito sul tema che finalmente il CPA di Verona ha preso in carico, sta facendo dei corsi specifici in orari utili alle donne straniere in Italia, e quindi quello che prima era un servizio che veniva erogato dall'associazionismo o dalle cooperative che venivano pagate per questo, in realtà oggi è un servizio che diventa finalmente statale, e quindi anche qui l'inclusione di imparare la lingua porta poi ad un'autonomia completamente diversa di queste persone, altrimenti in estrema fragilità in alcuni casi, però è bastato cambiare gli orari dell'insegnamento dell'italiano paradossalmente per passare la spesa da una spesa comunale ad una spesa statale. Scusate i vari argomenti toccati e grazie mille per gli stimoli. Mille, molto interessanti. Grazie mille, Elisa. Pietro ha alzato la mano. Prego, Pietro Scomparin. Sì, buonasera a tutti, sono Pietro Scomparin, io sono il segretario regionale del SICET, il Sindacato degli Inquilini del Veneto. E credo che uno dei problemi fondamentali in questa situazione, insomma, di aumento della povertà, sia il problema legato alla casa. La casa è un bisogno primario. Con le prefetture, insomma, l'unica che si è mossa al momento è la prefettura di Treviso. Si sta cercando di trovare una gradualità negli sfratti che diventeranno esecutivi a breve. Su Treviso stiamo parlando di circa, al momento di circa 200 sfratti che dovrebbero partire da fine giugno a settembre. Nelle altre città non abbiamo i dati, i tribunali non ci forniscono i dati, certo che la situazione è estremamente grave.
Tra l'altro il Veneto ha approvato una riforma dell'ERP nel 2017, è entrata in vigore nel 2019. Questa riforma ha aumentato di circa il 30% i canoni di locazione, pensando che in questo modo avremmo avuto le risorse, quanto minimo un po' di equilibrio, ecco, per ripristinare gli alloggi chiusi, perché su 50.000 alloggi che ha il Veneto, al momento più di 10.000 sono chiusi, nel senso che non sono agibili, e non ci sono le risorse per renderli agibili. Che fare? Tra l'altro, cosa sta succedendo adesso con la riforma? Che all'epoca con Claudio Sinigaglia, che ci eravamo anche incontrati, sembrava che insomma questa potesse essere una strada percorribile. Invece stiamo registrando che chi entra negli alloggi popolari oggi sono le persone quasi senza reddito, nel senso che la graduatoria oggi va principalmente in base, no, esclusivamente in base all'ISEE, per cui chi entra paga canoni irrisori, e anche il senso delle ci mancherebbe delle case ERP. Il problema è che, insomma, anche se c'è stato un aumento del 30% 2 anni fa, oggi i nuovi entrati purtroppo pagano canoni molto molto residui e non c'è quel flusso di risorse che una volta l'edilizia residenziale aveva ed era garantito da GESCA. Dal 96 non ci sono più, queste entrate oggi sono sporadiche, occasionali, e oggi la situazione è di estrema gravità. Vi posso assicurare che, insomma, adesso qui ho visto il dato sulle vostre slide, di cui ho chiesto anche di poterle scaricare, ma insomma, a mio avviso il dato è molto più grave. Adesso non so quanto attendibili siano questi dati che avete dimostrati. Sono dati del piano della povertà regionale datici 2 settimane fa dalla regione, sono dati 2020, quindi è evidente che è peggiorata la situazione, 2020. Ecco, la domanda che però volevo fare è se sono previsti interventi da questo punto di vista. Io ho avuto qualche contatto con Corazzari, diceva che c'erano 4 milioni, insomma si parlava di una cifra di circa 4-5 milioni da erogare alle ATER per cercare di recuperare degli alloggi. Dopodiché nei fatti non ho visto granché. Non mi sembra che le ATER stiano cercando di utilizzare il bonus 110, almeno non ho informazioni da questo punto di vista, che sarebbe anche un'opportunità da poter eventualmente utilizzare per ripristinare gli alloggi chiusi, però dal punto di vista di contributi al Fondo Sociale Affitti non mi risulta che al momento ci sia assolutamente niente, e dall'altro c'è quel fondo morosità incolpevole che purtroppo non è complesso, non si riesce a utilizzare, per cui non siamo in grado di dare risposte a quelle situazioni di estrema difficoltà che incontriamo in tutto il territorio regionale. Ecco, credo che l'emergenza fondamentale riguardo al quadro della povertà sia il bisogno primario della casa. Guardate, ci sono famiglie che non pagano la bolletta dell'acqua del gas, e gli hanno chiuso il gas, gli hanno chiuso la corrente, pagano la casa perché altrimenti sarebbero buttati fuori dalla casa. Per cui sono in casa senza questi servizi essenziali, ma almeno hanno un tetto, un coperto. Ecco, credo che da questo punto di vista l'emergenza molto molto sentita oggi sia questo, c'è bisogno sicuramente di un intervento da questo punto di vista. Non so come, non so con che modalità, ma insomma c'è estremamente bisogno. Grazie. Grazie dell'intervento che ha dato questa prospettiva ulteriore o completato, diciamo, perché era già stata accennata. Qualcun altro che chiede di intervenire? Non vedo mani alzate con l'emoticon. Qualcuno che vuole prendere la parola? Allora, io nel frattempo, che se qualcuno poi vuole intervenire... C'era Federica Bruni che ha chiesto in chat. Ah, scusami, non l'ho vista in chat. Ah, eccola qui, se posso. Ok, scusami. Ok, prego, grazie Francesca. Federica, prego.
Buonasera, io sono di Padova. Mi occupo in genere mi occupo di politiche attive del lavoro e in particolare dell'integrazione con le politiche sociali. Sto facendo formazione al personale coinvolto nella DGR 865 per il rafforzamento degli ambiti, no? Segnalo questioni che non sono, magari non sono centrali, però forse aiutano anche ad avere qualche grimaldello. Ne dico, mi sembra, insomma, me ne sono segnate due, ecco. Primo, la questione della digitalizzazione. Una trappola infernale per le nostre, per i nostri territori, per i nostri professionisti, che si trovano a dover gestire obbligatoriamente più piattaforme e non ce n'è una interoperabile con l'altra. Allora, se il dottor Vecchiato dice quella volta di quel bando che c'erano 2 milioni, ne abbiamo spesi 2,5 per distribuirne, e poi tra l'altro forse neanche tutti, ecco, noi abbiamo interi ambiti ancora in questa condizione. Quindi io suggerisco, ma veramente anche chiedo di ragionare su quale vera digitalizzazione può essere fatta, cioè una digitalizzazione che solleva l'ente pubblico da un carico amministrativo e restituisce spazio professionale ai nostri tecnici, ai nostri professionisti, in particolare del sociale. Tra l'altro con questo aspetto negativo che c'è, che quando tu hai una piattaforma molto vincolante, alla fine vanno persi quegli spazi di discrezionalità che tecnicamente sono preziosissimi, perché quando un operatore è anziano, esperto e si rende conto che una certa situazione non può essere fatta con la procedura prevista, ma va introdotta una deviazione che può essere più o meno ampia e nessuno si scandalizzi qua su questa cosa assolutamente. Ecco, spessissimo i sistemi è lì che hanno un passo avanti, un'evoluzione. Noi con queste forme di digitalizzazione li perdiamo. Sempre su questo tema appassionante, segnalo una spaventosa difficoltà per le persone che si avvicinano alle politiche attive del lavoro. Garanzia giovani. Avete portato i dati, tutto sommato sono dati molto incoraggianti rispetto alla percentuale di NEET che ci sono nelle altre regioni, e poi abbiamo questa roba strana che per accedere alla garanzia giovani, cioè il principale strumento di politica attiva del lavoro rivolto ai giovani, un ragazzo deve svenarsi perché deve andare al centro per l'impiego, ci va online, poi ha la DID, ma non è la DID qualsiasi, è la DID per la garanzia giovani, cioè un sistema che urla a gran voce al ragazzo rinuncia, perché è troppo complicato. Molto complicato è comunque anche per gli adulti, anche se è vero che Veneto Lavoro ha fatto dei passi avanti davvero nell'accessibilità. Poi dopo si è messo di mezzo lo SPID, ma io dico, è lì che allora i cittadini vanno sostenuti. Non può essere che la gente che è nelle equip dei redditi di cittadinanza dice abbiamo 2 educatori, dovrebbero fare percorsi educativi con i percettori del reddito, in realtà passano la loro giornata a risolvere questioni di carattere digitale, informatico. Gli fanno avere lo SPID, cercano di inserirsi nelle varie banche, ecco. Nulla di nuovo, però effettivamente forse lì c'è una qualche leva, se non altro per la esasperazione del personale della nostra pubblica amministrazione. Diciamo, mi fermo qui. Sono ovviamente notevolissime le ricadute su tutti i discorsi fatti fino adesso, perché se io ho una digitalizzazione, chiamiamola invasiva, aggressiva, è chiaro che non potrò mai andare a vedere qual è stato l'esito del mio intervento. Vedrò che il flag è stato messo nel punto giusto e che arriverà alla fine la schermata corretta che mi permetterà di chiudere. Ecco, grazie. Grazie a te. In attesa se qualcun altro vuole chiedere la parola, c'è una domanda in chat dove si trovano le slide e le registrazioni degli incontri precedenti. C'è all'interno del sito internet del Partito Democratico regionale,
si trova un'area dedicata al nostro ciclo di incontri e lì trovate tutte le slide che sono state proiettate e la registrazione degli incontri. Ok, c'è qualche giorno di latenza tra insomma, il tempo che facciamo l'incontro, ricevo le slide, le invio a Stefano Campolo, lui le carica, quindi domani mattina non trovate la registrazione di questo e le slide di Francesca. Prego Francesca, volevi dire qualcosa? No, rispondo, visto che c'era. Intanto ringrazio anche l'ultimo intervento perché ha messo in luce delle cose estremamente interessanti, alcune che conoscevo dal lato professionale, dal lato politico, e secondo me si sta anche un po' aggravando, ma sulla quale è vero che dobbiamo un attimo entrarci e anche capire come riuscire a rendere la digitalizzazione una semplificazione e non un appesantimento rispetto a quello, e non un vincolo, perché poi nelle politiche attive del lavoro non può esserci un percorso vincolante che fa, diciamo, perdere il contatto anche la diversità dei percorsi con le persone che sono soggetti diversi. Detto questo, poi rispondo a Pietro Scomparin. Il dato che ha dato Corazzari in termini diciamo, di gettito è esatto, nel senso che quello sono 4 milioni, qualcosa l'importo previsto. Con gli ATER sono stati nominati da qualche settimana i nuovi CDA e ci stiamo mettendo in contatto per capire proprio, diciamo, conosco anche più la questione anche di Venezia, che è abbastanza allarmante anche per la situazione che c'è da un punto di vista strutturale della città, e ci stiamo mettendo in contatto per capire proprio, diciamo, come gestire le criticità che lei bene ha fatto emergere, e poi se ci sono delle specifiche progettualità in questo senso di riqualificazione di alcune aree popolari che necessiterebbero proprio di sostegno per riuscire ad aiutare, diciamo, i cittadini che vi abitano per Venezia, quello che Mestre, Altobello. Andremo a fare anche delle visite puntuali proprio per comprendere poi come muoversi all'interno dei CDA nella direzione che lei ha detto. Quindi se possiamo magari ci mettiamo anche in contatto direttamente, così poi ne parliamo direttamente, sia rispetto a quello che non viene finanziato, sia rispetto alle difficoltà che c'è sul fondo di morosità incolpevole e sulle magari sia progettualità specifiche sia su quello che invece è il problema, diciamo, di finanziamento costante, che purtroppo non viene compensato dal gettito che inizialmente si pensava potesse essere compensato. Se ci sono altre domande sono qua. Quindi non c'è ancora però il piano dettagliato, ecco, almeno adesso noi l'abbiamo richiesto, però non abbiamo ancora un piano dettagliato di intervento rispetto ai fondi previsti. Ok, grazie Francesca. Qualcun altro vuole intervenire? A questo punto, se non ci sono altre domande dirette, io chiederei un giro ai nostri relatori. Io vi chiedo questa cortesia, siccome avete messo molta carne al fuoco, è possibile, diciamo, un po' perdersi. Allora, questi incontri vogliono, insomma, sono stati pensati per avere un taglio molto, molto pragmatico, dedicati agli amministratori. Quindi chiederei nel vostro giro di chiusura, oltre a fare tutte le considerazioni che ritenete anche in base agli stimoli ricevuti dagli ultimi interventi, di dire secondo voi qual è un po' la priorità d'azione per un amministratore locale, cioè il domani mattina. A me piace molto questa cosa. Allora, ok, abbiamo una strategia complessiva da rivedere. Qual è il primo passo che un amministratore locale dovrebbe mettere in piedi? Allora, un esempio, e questo lo prendo, dottor Vecchiato, faccio una richiesta formale di avere una bozza di regolamento per come può essere inteso con il welfare generativo, che consente poi di mettere in atto alcune modifiche nella modalità di approccio. Quindi se ha una bozza di regolamento o ne conosce uno che sia in linea con questo, concretamente lo facciamo nostro, lo divulghiamo nella rete del PD, e questo è un primo passo concreto, per esempio. E quindi vi chiederei di concludere dando proprio anche dei consigli pratici su dove cominciare,
perché gli stimoli ricevuti ci fanno capire che è necessario proprio un ripensamento dal nazionale al regionale al locale di tutte le azioni e una sinergia che magari su settori apparentemente non proprio coincidenti, scuola, casa, sociale puro, tra virgolette, sociosanitario, sanitario, quindi le cose da fare sono e la riforma è talmente ampia, quindi consigli pratici sul primo passo, in inglese sono molto pragmatici, first step. Quindi prego, direi di ridare la parola al dottor Vecchiato e poi seguire insomma la logica, così se il dottor Vecchiato vuole prendersi qualche minuto in più è giusto che ce l'abbia questo tempo in più. Prego. Grazie della discussione molto bella che ha complicato le cose e le ha anche confuse, ma questo l'ha appena detto il nostro coordinatore. Cioè, quando si parla di lotta alla povertà, certo che bisogna avere tutto questo lungo elenco della spesa, ma se poi ognuno si perde a considerare la parte senza vedere il tutto, non ce la faremo mai. Perché la stessa persona ha problemi di fare la spesa, ha problemi di pagare la bolletta della luce, dell'acqua, ha problemi di pagare la casa, ha problemi, però tutto sta nella stessa persona, nella stessa famiglia. Non sono frequenti i casi in cui c'è un pezzettino di povertà e tutto il resto non c'è. Quindi quando io ho fatto quella domanda prima e purtroppo non ho avuto risposte, la Regione Veneto ha governato il sociale negli ultimi 10, 20, 30 anni? Ecco, allora, se noi non riusciamo a trovare un atto, una norma, un fondo che metta a tema il governo strategico del sociale, vuol dire che la Regione non ha governato il sociale. Ha fatto tanti stanziamenti, 2 milioni da una parte, Francesca Zotti ci ha detto adesso 20 di qua, 8 di là, e potremmo fare un elenco infinito, ma questo non è governo, questi sono spot, oppure sono dei prototipi per vedere se funziona e se funziona allora lo generalizzi. Cioè non posso confrontare questa roba con i 512 milioni di spesa annuale dei comuni. E quindi abbiamo perso di vista quello che è il bilanciamento delle cose. Di chi è la responsabilità del sociale? È dei comuni, punto. Quindi domani mattina è bene che ogni amministratore sappia che è sua responsabilità, non è della regione. La regione ci ha provato nel 95, 25 anni fa, quando ha fatto la scelta del modello Veneto sociosanitario, ma quello non esiste più. Allora, cosa noi andiamo avanti con la nuvoletta sopra la testa per dire che c'è il modello Veneto? C'è il modello sanitario Veneto, che ha dei pezzi di integrazione che si sono conservati, ma ha lasciato scoperto totalmente il sociale. E allora questo bisogna farlo, se non lo fa la regione, che lo facciano i comuni, che si mettano d'accordo in maniera simbolica, in maniera prototipale. Nulla lo impedisce. In altre regioni i comuni che hanno voluto l'hanno fatto. Dopo, se ci sono incentivi della regione, se la regione vuole assumersi la responsabilità di programmare, non di gestire gli interventi, perché altrimenti scarica i costi sui comuni poi per gestire i suoi interventi. Ma allora non sono politiche sistemiche di lotta contro la povertà. E i numeri, io non ho voluto dare tanti numeri, però se sono 5,6 milioni di persone in povertà assoluta e sono quasi 1 milione nel nord-est, è una pandemia. Che andiamo a contare i numeri pandemici e vediamo. Ecco, allora questa roba qua, se noi facciamo uno spezzatino, facciamo l'intervento per la casa, per la povertà educativa, per questo, per quello, avremo 35
discipline diverse per governare un'orchestra che non ha un là, non funziona insieme. Quindi ci vuole un qualcosa, uno scatto d'orgoglio o una domanda pressante alla regione che su questo tema ci sia una priorità assoluta, che non faccia il progettino regionale sulla povertà, che poi, come ha detto poco fa, scusate, dove non vedo più in linea, credo ci sia, sì, Federica, eccola qua. Cioè, anche gli operatori, non solo gli enti, sono delle protesi. Chi dell'INPS che deve fare compilare diciamo, la documentazione per quella cosa, per quell'altra, l'altra per la regione, cioè non sei tu ente di natura costituzionale, sei una protesi. E allora, la prima cosa, secondo me, da fare, e può essere una proposta politica di tipo strategico, è vedere come ridefinire il sociale nella nostra regione e come i comuni possono governare insieme, quelli che vogliono, il sociale nei propri territori, in dialogo con la regione, in dialogo con lo Stato, eccetera, eccetera, ma senza aspettare che qualcuno ti regali qualcosa, perché quando ti regala qualcosa ti regala anche dell'extra lavoro socialmente inutile da fare, perché poi i coperti dal finanziamento sono molto poco e troppo pochi. Quindi secondo me questa è la prima indicazione. Per quanto riguarda il discorso dei regolamenti comunali, bello sarebbe che dei comuni, ecco io spero non da soli, ma insieme, dei comuni, perché le persone che vivono in un territorio devono respirare un'area pulita, condivisa, e quindi che un comune faccia un regolamento di un certo tipo, l'altro a 10 km di un altro tipo e l'altro ancora un po' diverso, perché poi c'è il segretario, poi c'è il consulente, ognuno deve metterci una bandierina da qualche parte. Mentre il regolamento tipo l'abbiamo pubblicato, non so se lo vedete, nel rapporto 2018 e l'abbiamo intitolato, come vedete, non so se riuscite a vedere il titolo, Se questo è welfare. Suona un altro libro che aveva un titolo simile. Cioè, questo non è welfare, è prestazionismo, è materialismo metodologico. Siamo ancora nel Novecento. Mentre le belle cose che ho sentito dire e che spero vengano fatte, bisogna liberare i prigionieri, andare oltre il prestazionismo e oltre il materialismo metodologico di destra e di sinistra, perché con la materia non si fa niente, con le persone si può fare e anche tanto. E l'esempio dei bambini di Elisa è un classico, cioè i bambini con poco loro fruttificano tanto, perché giocano anche con niente, imparano anche con poco, eccetera, eccetera. E quindi bisogna anche essere esigenti, i comuni, le amministrazioni devono essere esigenti anche con gli aiutati. I diritti sono diritti, ricevi quello che ti spetta, ma guarda che se vuoi vivere dignitosamente, ecco, non è questa la vita dignitosa. E poi libertà, ti rispetto, ma di sicuro in tutte le esperienze che abbiamo monitorato in giro per l'Italia, una gran maggioranza dei cosiddetti aiutati diventano capaci di aiutarsi e di aiutare. Sembra un miracolo, una moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma vi garantisco, è così. Però quello che ha detto Federica poco fa, cioè con arte professionale. Se io non ho gradi di libertà, dove sta l'arte professionale? Sono un esecutore, sono una protesi, cioè non esisto come professionista.
esisto come procedura. Quindi anche qui bisogna sbloccare da qualche parte le cose, e anche in qualche modo in questo schema di regolamento che vi farò avere, però con la raccomandazione usare con cura insieme, altrimenti no. Non ha senso e non va bene. Ecco, mi sembra di aver ripreso i vari punti, e chi è il Consiglio regionale che solleciti la Regione, se ha voglia, credo che magari potrebbe trovare anche voglia di fare, come governi le Olimpiadi, come governi il Prosecco, come governi unitariamente le risorse dei territori, le capacità dei territori, governa le capacità sociali con una logistica sociale degna di questo nome, una logistica delle capacità, e qui c'è lavoro per tutti e tanto anche. Grazie. Grazie mille. Gabriele? Sì, brevemente, io penso che l'impegno più urgente per tutti i comuni è quello di impegnarsi per l'attivazione piena degli ambiti. Nella nostra area siamo in 17 comuni che abbiamo fatto un accordo di ambito, però l'ambito senza il personale, senza la struttura, non è in grado di impegnarsi nel cosiddetto programma operativo nazionale PON. Però Gabriele, scusami, spiega un po' meglio cosa sono questi ambiti, perché chi è dentro il comune... Ecco, hai ragione. Allora, l'ambito è una nuova struttura, diciamo come una unione dei comuni, se volete, una sorta di unione dei comuni in ambito sociale, che deve gestire l'attuazione del cosiddetto programma operativo nazionale, la sigla, l'acronimo PON, per la lotta alla povertà e l'inclusione, e quindi gestire i progetti, coordinare la formazione dei nuovi operatori, cioè, diciamo che, se volete, il segretariato sociale, i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone, il sostegno socio-educativo, cioè tutte parole che se non vengono seguite da una struttura per la realizzazione restano come i libri dei sogni. Quindi qui c'è ancora un ritardo della regione, e sicuramente i nostri consiglieri regionali fanno la loro parte, faranno la loro parte, anche i nostri sindaci devono fare la loro parte, perché, come giustamente sottolineava Tiziano e ce lo ricordava, se era necessario, il servizio sociale è in carico ai comuni, e quindi la responsabilità del fare o del non fare è nostra. Quindi questo sicuramente. È stato sottolineato, evidenziato, io avevo dimenticato, i programmi, così, se avete presente, parlato della eccessiva, diciamo, proprio peso delle procedure, e mi riferivo proprio ai programmi informatici, perché i programmatori preparano il programma sulla base di indicazioni che hanno, e i nostri servizi sociali, scusate, si ritrovano i programmi per gestire le varie funzioni già confezionati da chi probabilmente vive lontano, non conosce appieno, per cui sono dei programmi rigidi, complicati anche per i nostri utenti, figuriamoci per i nostri utenti e per i nostri cittadini e per i giovani, per i vecchi e per quant'altro. Quindi da un punto di vista operativo, e sicuramente battersi perché gli ambiti abbiano la struttura per poter operare in pieno, e non solo quasi sulla carta come da 2 anni o 3 a questa parte, e poi soprattutto nella
formazione dei programmi che devono essere in grado di dialogare fra di loro, dei programmi informatici, dell'informatizzazione delle procedure, ci deve essere il coinvolgimento dei nostri operatori in maniera che le procedure siano semplificate al massimo e che non debbano appesantire, come è stato sottolineato prima, addirittura l'attività di operatori che vengono così distratti dalle loro funzioni. Ecco, queste sono le urgenze. Poi c'è tutto il resto che abbiamo detto prima. Grazie mille. Francesca, a te l'onore delle ultime parole prima di chiudere. Grazie, sinteticamente riprendo le considerazioni del dottor Vecchiato. No, non c'è un governo, c'è una gestione dell'emergenza, questo ormai da molti anni, cioè nel senso che io gestisco il dato di oggi sulla base dei flussi informativi che ho e lo gestisco in qualche modo cercando di risolvere il problema attuale. Quindi non c'è un governo, non c'è una visione. Beh, mi piace molto la sollecitazione che lei ha fatto, dire impegniamoci sulla logistica, su un piano della logistica delle capacità. Quello che è centrale. Quello che a me piacerebbe, proprio visto che stiamo parlando con amministratori, è proprio partendo dal basso, uno dei problemi dei sistemi informatici. Io l'ho visto con un altro ambito, però è simile, era il sistema di controllo di gestione delle piccole aziende, è che tu li costruisci sulla base del fatto che devi avere flussi informativi precisi che determini dall'alto, ma non li costruisci sulla base di quello che invece dovrebbe essere l'erogazione dell'obiettivo del servizio. E questo è un problema proprio di processo e di prassi. Allora, per provare a mettere insieme questi due, da una parte un piano, una visione e un piano di governo della logistica e delle capacità per usare un linguaggio comune, e dall'altra un processo anche di valorizzazione delle persone che lavorano, ok, e che dovrebbero governare comunque poi i processi e aiutare a condurre questi processi. Io credo che come PD con gli amministratori potremmo cominciare ad avere, visto che sono in costruzione i piani di zona dove in teoria poi finiscono queste cose qua se vengono costruiti con una certa ratio, capire cosa esiste e cosa i comuni stanno già mettendo in atto, sia per una questione di efficienza delle risorse, per non disperderle, sia per una questione dal basso di costruire un governo poi, diciamo, generale, nel quale capiamo anche bene da un punto di vista sia umano, sia finanziario, sia, diciamo, buchi da un punto di vista di servizi, dell'abitare sociale, per esempio, cosa manca e cosa a livello regionale dobbiamo rivedere nel piano sociosanitario, visto che poi noi andremo alla revisione del piano sociosanitario, che è centrale, perché il piano della povertà a me piace, ma dovrebbe essere quasi una mano finale di un'impronta generale, altrimenti è quello che diceva, è quello che ho detto anche io prima, il dottor Vecchiato, tanti bei progettini utili probabilmente a salvare qualcuno, utili a non perdere le risorse europee, ma che alla fine il risultato rimane ben poco rispetto a quello che doveva essere il risultato reale. E quindi la mia richiesta è quella, anche con Claudio, se riusciamo veramente a fare ritorno, ho questa fissa una banca dati di quello che sta succedendo nel territorio per aiutare i comuni, e anche oltre alle richieste di Gabriele su cui mi attivo e anche di Federica, possiamo attivarci da domani mattina, ma per avere una banca dati del territorio di quali sono, diciamo, le progettualità esistenti, di quali sono gli indirizzi che potremmo prendere, capire cosa manca a livello regionale, per provare a metterli insieme e costruire un nostro piano, ok, futuro anche a livello regionale, partendo dal basso. Perché così comprendiamo cosa c'è, cosa manca e quali sono anche delle prassi esistenti, sia sull'abitare, perché ci sono comuni che hanno lavorato molto bene anche sull'abitare sociale e che hanno superato, non del tutto, anzi, ma in parte, i problemi che giustamente prima si definiva Pietro Scomparini, come sulla questione dell'accompagnamento lavorativo, come sulla questione dell'istruzione. Quindi io faccio questa richiesta, più che una conclusione, con un compito per casa che mi prendo e che vorrei che ci prendessimo proprio un incontro con gli amministratori e anche con i sindaci o gli assessori competenti. Nel comune in cui sto cercando di farlo proprio con lo squadro, di comprendere con l'assessore qua di Sandana cosa stanno facendo, proprio per metterlo a servizio rispetto a questo. Ho scoperto che qui stanno partendo con delle progettualità
in concorrenza con quello che era il piano della famiglia e il piano della povertà regionale, cioè non ha senso. Allora ha senso se no che si venga in regione, si mette in discussione lo strumento previsto e si riveda completamente il piano, perché se no siamo schizofrenici, al di là poi delle altre considerazioni già fatte che condivido sulla mancanza di governo, che porta anche a una sottovalutazione, a una lettura scorretta anche da parte nostra e inconsapevole della questione dei LEP e dei LEA, che diventa centrale, ma deve esserci consapevolezza di cosa stiamo parlando. Grazie. Grazie a te Francesca, e sai che i compiti per casa ci piacciono particolarmente, quindi ti sei presa, sarai la capofila di questo ambito. Abbiamo in sospeso ancora i compiti per casa, ma li stiamo portando avanti su quello che ci eravamo impegnati a fare per il problema dei minori, come se qualcuno era collegato, per cui insomma, cerchiamo poi di dare concretezza. Se il dottor Vecchiato ha una serie di esperienze nel territorio veneto, perché diciamo poi il suo livello nazionale, cioè il coinvolgimento a livello nazionale diciamo, avrà il modo di coinvolgere tutte le regioni italiane. A noi interessano per divulgazione proprio pragmatica esperienze in Veneto di cui magari anche portate avanti in prima persona dalla Fondazione Zancan, in collaborazione con la Fondazione Zancan, ma anche non necessariamente di cui a conoscenza. Sicuramente un patrimonio di informazioni la Fondazione Zancan ce l'ha. Se la condivide con alcune buone pratiche che possono essere in qualche modo replicate, il regolamento, ma anche poi esperienze concrete in un settore rispetto ad un altro per il contrasto alla povertà, penso che sarebbe molto molto utile per i nostri amministratori, insomma, e anche per inserire delle iniziative realmente nuove da un lato, ma utili anche in fase progettuale per quando ci si presenta alle elezioni, e viva Dio ogni tanto nei comuni le vinciamo anche queste elezioni, quindi poi le portiamo avanti. Ecco, quindi suggerisco di valorizzare al massimo l'esperienza di Gabriele, l'esperienza dell'ambito, cioè va proprio sovrarappresentata, perché è un esempio di quello che non è proibito si può fare, cioè a rovescio. Cioè, non è che perché me lo dice il PON, me lo dice l'Europa, non me lo dice la regione, vabbè, lo faccio e lo faccio bene, e chi non lo fa non abbia problemi e dica Gabriele è bravo, non io non lo sono abbastanza, perché poi c'è questo anche antagonismo tra territori che non ha senso proprio su queste questioni. Il bello che c'è va valorizzato e poi imitato. bene, grazie davvero a tutti quanti, a chi ha partecipato, ai nostri relatori ovviamente. L'appuntamento per mercoledì prossimo, parleremo di immigrazione, e nello specifico il titolo è Profili sanitari e sociali delle persone migranti, con focus sul CAS e SPRAR. Ne parleremo con Luisa Caregaro, Franco Balzi e di nuovo la nostra Francesca Zottis. Quindi l'appuntamento è mercoledì prossimo, divulgate il più possibile queste iniziative, perché insomma poi chi viene è sempre felice di essere presente, quindi diamo modo il più possibile di condividere questi momenti di riflessione con tutti gli, insomma, i colleghi, amministratori, compagni, amici del partito, iscritti e simpatizzanti. Grazie a tutti e buonanotte. Grazie a voi. Grazie, buonanotte. Grazie. Buonanotte. Grazie.